Renato Carlantoni, sindaco di Tarvisio, ha voluto chiamare a raduno quest'oggi tutti i colleghi per tenere alta l'attenzione su COP, che la risposta è stata positiva. È stata positiva, c'erano decine e decine di colleghi provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia, e questa è la cosa positiva, che ci si è resi conto che non è solo un problema legato alla carne, a Tarvisiana, alla montagna, ma che punti vendita COP ha coinvolto la regione. I sindaci sono tutti solidali, le organizzazioni sindacali c'erano, aspettiamo adesso con ansia la decisione del Tribunale e soprattutto quello che sono le prossime aste che decideranno e determineranno il futuro lavorativo di queste persone e anche dei contenitori, permettetemi, perché i punti vendita sono fondamentali anche per tutto l'indotto che hanno creato e che creeranno. A chi si lamenta, insomma, che qualcuno è arrivato troppo tardi, come rispondete? Beh, noi sindaci abbiamo un ruolo diverso rispetto ad altri enti preposti, credo che sicuramente più che arrivati tardi qualcuno non ha fatto il suo lavoro all'interno di questa cooperativa e credo che ci sono organismi preposti a giudicare chi è colpevole, chi è innocente, chi deve pagare, chi deve pagare. Noi sindaci siamo le sentinelle sul territorio, quando mi ha proposto la rappresentante sindacale di Tarvisio di fare un incontro su Tarvisio, ho detto estendiamolo perché il problema che abbiamo noi ce l'hanno a Pontebba, ce l'hanno a Tolmeggio, ce l'hanno a Trieste, ce l'hanno a Spilimbergo. La cosa è riuscita, credo che sia importante la dimostrazione che il territorio ufficialmente sta dalla parte di queste persone e credo che sia un segnale forte anche le attività produttive proprio a ridosso delle aste giudiziarie che decideranno il futuro di questa azienda. E sulla strada dell'autoimprenditorialità che molti dipendenti stanno pensando di seguire, voi che consigli, che suggerimenti date e alla Regione cosa chiedete? Ma alla Regione chiediamo che li seguano un ammarcamento alla Burgos, a uomo direi, io userei un eufemismo, perché è chiaro che chi ha fatto il commesso, chi ha fatto il dipendente per tanti anni, trasformarlo in imprenditore di colpo sicuramente va, è un percorso che va accompagnato. Consideriamo anche che un dipendente che si decide a fare l'autoimprenditorialità ha un coraggio incredibile perché rinuncia anche agli ammortizzatori sociali, probabilmente dovrà anche fare un mutuo per poter iniziare la nuova attività e quindi credo che abbia non bisogno di una mano ma di tantissime mani perché mantenga quel posto di lavoro e per premiare il suo coraggio.